Più acqua nell'Agrigentino e nel Palermitano in vista della prossima stagione estiva, ad annunciarlo il presidente della regione Schifani. Preoccupazione del governatore per il caro aumento dei traghetti per le isole minori. Esercitazione dei vigili del fuoco stamani alla Valle dei Templi di Agrigento e alla Colimpetra. Ultimati finalmente i lavori per il consolidamento del muro pericolante di via San Vito, ad annunciarlo l'assessore Principato. Monito del presidente Schifani sulla gestione della società per l'aeroporto di Palermo La GESAP, intanto il presidente Vito Riggio annuncia le sue dimissioni. Arresti della polizia a Palma di Montechiaro e a Licata, a Messina lunedì funerali della giovane Sara Campanella. Presentati ieri i vini di Casa Grazia di Gela, un connubio tra le radici greche e Agrigento, capitale della cultura. Partita decisiva domani per la salvezza del Cassum Favara in casa contro la Nuova Egea. Panoramica della domenica di calcio, stanno per concludersi i campionati under, intervista al responsabile della FIGC Angelo Caramanno. Buongiorno con un nuovo appuntamento di oggi sabato 5 aprile del nostro TVA Notizie. Più acqua nell'Agrigentino e nel Palermitano. Sentiamo le novità. Più acqua convogliata nell'invaso di Scanzano, nel Palermitano, e nella condotta all'Andro Lago Arancio, nell'Agrigentino. Gli interventi realizzati in questi due comprensori, in pochi mesi, evidenziano quanto sia essenziale la manutenzione degli impianti. In dettaglio, nel Palermitano sono stati effettuati interventi di pulizia del canale allacciante della traversa Catagnano, affluente del bacino secondario dell'invaso Scanzano, nel territorio di Monreale. Le opere progettate comportano una spesa complessiva di 1 milione di euro. Le attività di svuotamento e pulizia dai detriti sono già state completate a dicembre 2024. In attesa di dare esecuzione alle altre opere previste, ripristino strutturale di alcuni tratti del canale, fornitura e collocazione di nuove traverse in acciaio, realizzazione di alcuni tratti di gabbionate, su richiesta del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, lo scorso gennaio sono state aperte le paratoie sulla presa Catagnano, consentendo di convogliare notevoli quantitativi di acqua all'invaso Scanzano, grazie alle piogge della stagione invernale. Nell'Agrigentino, i lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro, per la riattivazione del sistema di adduzione del lago Arancio, sono stati avviati lo scorso gennaio e si concluderanno a maggio, ma sono stati già completati per l'80%. Il progetto prevede interventi per un importo di 320.000 euro. Ad oggi sono stati ripristinati i meccanismi idraulici, effettuata la pulizia di alcuni tratti dei torrenti Landro, San Giacomo e dei Mulini, e sono state effettuate riparazioni di diversi tratti della condotta. È così stato possibile attivare le traverse e immettere acqua nella condotta con una portata di circa 200 litri al secondo, evitando di farla defluire verso il mare. Traghetti per la Sicilia, il presidente Schifani non ci sta. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha inviato una nota ufficiale al presidente della società di navigazione siciliana, Carlo Morace, esprimendo preoccupazione per il recente aumento delle tariffe dei collegamenti marittimi, in prossimità dell'inizio della stagione turistica. Un rincaro che incide pesantemente sull'economia isolana aggravando, in primis, l'approvvigionamento dei generi di prima necessità e aggiungendo criticità al rifornimento dei carburanti e del gas. Nel documento, il presidente Schifani sottolinea come tali rincari rischiano di compromettere ulteriormente il comparto turistico, già fragile a causa delle condizioni di microinsularità. Pur comprendendo che gli aumenti tariffari derivino da contratti di competenza statale, si legge nella lettera, chiedo formalmente la sospensione immediata degli stessi per un periodo di 30 giorni. Questo intervallo sarà necessario per consentire alla Regione di aprire una nuova fase negoziale col Ministero dei Trasporti, tramite la costituzione di un tavolo tecnico, in cui la Regione si impegna a partecipare attivamente. Al via stamani presso la Valle dei Templi di Agrigento e al Giardino della Colimpetra l'esercitazione di soccorso organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Il servizio. Al via stamani alla Valle dei Templi e al Giardino della Colimpetra l'esercitazione di soccorso organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, con il FAI,
Fondo per l'Ambiente Italiano, con il supporto della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia e la Croce Rossa Italiana. L'evento ha visto impegnati diversi nuclei specialistici e dotazioni avanzate dei Vigili del Fuoco di Agrigento e non solo, in particolare i soccorritori con tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviali, il nucleo per la mappatura e gli ausili cartografici degli scenari di soccorso, i droni, le unità cinofile e l'elicottero capace di soccorsi con il verricello. Tutti si sono esercitati in uno scenario complesso di grande rilevanza per il soccorso pubblico. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Questa location è una location suggestiva, incantevole, cultura, arte, storia. Perché in questa location? Perché assieme a cultura, arte e storia c'è anche sicurezza e direi cultura della sicurezza. Oggi svolgiamo un'esercitazione maggiore ed è importante da precisare, non c'è una scenografia di questi addestramenti, perché questi addestramenti il Comando dei Vigili del Fuoco, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sicilia, in generale il Corpo Nazionale, li svolgono periodicamente per testare ed esaltare le capacità dei soccorritori. Cosa cambia? Che le varie esercitazioni che ordinariamente vengono svolte, ad esempio saranno impegnate oggi le unità cinofili della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sicilia, ordinariamente e periodicamente si addestrano sullo scenario post-sisma di Poggioreale, in provincia di Trapani. Ci sarà l'elicottero del reparto volo Sicilia che anche questo assetto, questa macchina svolge esercitazioni periodiche, ci sono gli spelo alpino fluviali. Oggi cambia che siamo tutti riuniti in questa location che si presta per esaltare le capacità e le difficoltà a cui vanno incontro i soccorritori. Quindi il turista nota resta incantato da questi scorci di storia millenaria, e però è una zona anche impervia e quindi si presta a esaltare le capacità dei soccorritori. Siamo Corpo Nazionale, dobbiamo essere per la collettività, per l'incolumità pubblica e ci dobbiamo addestrare per essere al meglio di queste possibilità. Completati i lavori per il definitivo ripristino e la messa in sicurezza del muro di via San Vito, situato al di sotto del circolo di tennis, a darne notizia l'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Principato e Servizio. Sono stati formalmente completati i lavori per il definitivo ripristino e la messa in sicurezza del muro di via San Vito, situato al di sotto del circolo di tennis ad Agrigento. A comunicarlo è l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato. Questo intervento, afferma Principato, rappresenta un passo fondamentale per la messa in sicurezza di un'area strategica della nostra città che da anni necessitava una soluzione strutturale e duratura. A partire dallo scorso giugno del 2021, quando la strada fu chiusa precauzionalmente, sono stati realizzati diversi interventi con l'avvio di un primo di messa in sicurezza temporanea che ha permesso la parziale riapertura al traffico, la prevenzione del rischio di caduta dei calcinacci. È stato anche rivisitato il sistema di smaltimento delle acque bianche nell'area sovrastante, in particolare presso i campetti del circolo del tennis, oggetto di intervento concluso di rigenerazione, eliminando le infiltrazioni d'acqua che erano la principale causa del deterioramento del muro. Fin dall'inizio l'obiettivo non è mai stato quello di interventi provvisori, ma di messa in sicurezza definitiva del muro di via San Vito, continua l'assessore principale. Oltre agli interventi strutturali, il progetto ha previsto anche un miglioramento estetico dell'area, la rimozione di elementi vecchi come pannelli pubblicitari, impianti dismessi, vegetazione infestante. Sono stati realizzati lavori di pulizia e di bonifica della superficie muraria, il ripristino dei conci di tufo erosi e il restauro della muratura utilizzando materiali compatibili con la struttura originaria. Sono stati smantellati e ricostruiti il parapetto e il cordolo in calcestruzzo per garantirne stabilità e sicurezza a lungo termine. Interventi simili sono stati eseguiti anche sul tratto di muro lungo la scala laterale che collega la via De Gasperi alla via San Vito. L'evento ha avuto un costo di 150.000 euro, interamente finanziato con fondi comunali,
conclude Principato. Questa cifra si aggiunge ai fondi già spesi per i precedenti interventi finanziati con fondi ministeriali e statali, portando l'investimento complessivo a circa 300.000 euro, una somma già prevista nel 2021. Schifani, un duro attacco contro la gestione della società che gestisce l'aeroporto di Palermo, la GESAP. Le ultime dichiarazioni del vertice della GESAP, la società che gestisce l'aeroporto di Palermo, evidenziano una preoccupante assenza di visione strategica. Il nostro intervento sull'abolizione dell'addizionale comunale per i soli scali minori, ancora tra l'altro in fase di elaborazione, non è casuale. È una scelta mirata in un'ottica di sistema, pensata per potenziare i collegamenti aerei e incentivare i flussi turistici all'interno di una strategia complessiva di sviluppo di tutta la Sicilia. E questo senza arrecare alcun danno agli scali principali. Lo dichiara il presidente della regione siciliana, Renato Schifani. Il governo regionale, pur non detenendo quote nell'aeroporto di Palermo, prosegue il presidente Schifani, non resterà a guardare. Metteremo in campo da subito un'azione decisa di moral suasion per favorire un necessario, quanto urgente, rinnovamento, totale o parziale, della governance della GESAP. Serve una guida all'altezza delle sfide che il nuovo contesto economico internazionale ci impone, a iniziare dal processo di privatizzazione così come sta già facendo l'aeroporto di Catania. Al contempo, conclude, auspico che si proceda immediatamente alla nomina di 2 figure chiave di GESAP, il direttore generale e il responsabile delle risorse umane. La loro assenza sta già rallentando i processi decisionali e rischia di compromettere gli investimenti da 14 milioni di euro per l'ulteriore ampliamento del terminal, che il mio governo ha destinato nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Non possiamo permetterci ritardi, né tentennamenti, che rischiano di far perdere le somme stanziate, con la conseguente restituzione al Ministero. E Vito Riggio annuncia le sue dimissioni. Traspare una certa stizza dalla parole di Vito Riggio dopo le dimissioni dalla guida di GESAP. Leggo, afferma, che il presidente Schifani ha lamentato la mancanza di una visione strategica da parte della governance della GESAP. Considero questo giudizio del tutto improprio, sbagliato e infondato, ma per quanto mi riguarda mi appresto a proporre le mie dimissioni non più da amministratore delegato ma anche da consigliere d'amministrazione. Ringrazio il sindaco e il presidente della regione perché mi hanno consentito di fare qualcosa per una città difficile come Palermo. Per questo l'amministratore delegato della GESAP, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo, ha annunciato le sue dimissioni dopo le dichiarazioni del governatore. Nessuno mi ha detto niente, ha aggiunto Riggio, prendo atto del comunicato del presidente. Non capisco perché dopo 2 milioni di passeggeri in più e dopo una richiesta di ritorno alla guida della società che mi è stata fatta pubblicamente ha cambiato opinione. È del tutto legittimo, così come è legittimo che io riprenda la mia libertà, del resto sono pensionato. Avevo voglia di aiutare Palermo a trovare un socio industriale, pare che non lo si voglia o non si possa e quindi trovino qualcun altro. Riggio, che nell'ottobre scorso si era già dimesso da amministratore delegato, esclude di poterci ripensare. Non possiamo continuare a giocare. Quelle erano dimissioni per avere delle rassicurazioni sul processo di privatizzazione che sono venute solo a parole ma non nei fatti. Faccio gli auguri a chi verrà dopo di me e mi ritiro in buon ordine essendo disponibile sempre a dare una mano, ma ovviamente a condizioni diverse da quello che ho trovato. E la Polizia di Stato di Agrigento ha tratto in arresto un ragazzo di Palma di Montechiaro di anni 24 in esecuzione un ordine di esecuzione per la carcerazione che lo condannava a 4 anni, 1 mese e 20 giorni di reclusione al pagamento di una multa di 23.000 euro. La condanna arriva al termine dei 3 gradi di giudizio che lo vedono responsabile dei reati inerenti lo spaccio di stupefacenti per condotte realizzate nell'aprile del 2020. Nel corso delle indagini svolte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palma di Montechiaro erano stati sequestrati 300 grammi di cocaina e 30.000 euro in contanti.
e i poliziotti del commissariato di Licata e della squadra mobile di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla procura un uomo indagato di porto abusivo di arma in un luogo pubblico, lesioni aggravate ed esplosioni pericolose. Gli investigatori sospettano che sia stato lui a sparare a una gamba all'uomo di 50 anni in via dei Limoni, una traversa di via Torregrossa, nel quartiere cosiddetto Bronx. Il ferito è stato soccorso e portato immediatamente all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. E si svolgeranno lunedì prossimo i funerali della giovane studentessa universitaria Sara Campanella, uccisa a Messina dal suo spasimante. I colleghi di Messina. 5 coltellate, di cui una letale alla giugulare. È quanto emerso ieri dall'autopsia sul corpo di Sara Campanella, la studentessa 22enne, uccisa a Messina il 31 marzo scorso. L'esame autoptico avrebbe confermato che la ragazza ha subito 5 coltellate tra schiena e collo, una delle quali, fatale, ha colpito la giugulare, mentre l'altra ha perforato il polmone. L'autopsia è stata condotta all'obitorio del Policlinico di Messina dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo, su incarico della Procura di Messina. La lesione ai vasi del collo si sarebbe rivelata fatale, causando una grave emorragia che ha portato alla morte di Sara in pochi minuti, senza che la ragazza avesse la possibilità di difendersi. Sarebbero state riscontrate anche importanti lesioni sul dorso, segno che inizialmente voltava le spalle al suo aggressore. I disperati tentativi di soccorso da parte dei 3 infermieri che hanno prestato la prima assistenza sul marciapiede, seguiti dalle manovre di rianimazione al pronto soccorso del Policlinico, purtroppo non sono stati sufficienti. Per quanto riguarda l'arma del delitto, non è ancora certo cosa avesse in mano l'aggressore quel pomeriggio. Si ipotizza un coltello, in base al tipo di lesioni riscontrate sul cadavere e al recente ritrovamento effettuato dai carabinieri sul luogo del delitto. Un quadro completo si avrà tra 45 giorni, il tempo necessario per ottenere i risultati degli esami istologici sui tessuti prelevati durante l'autopsia. La procura continua a indagare con il pubblico ministero Alice Parialò e l'aggiunto Marco Colamonici, sotto la supervisione del procuratore capo Antonio D'Amato. Nelle scorse ore i carabinieri hanno posto sotto sequestro l'appartamento in centro a Messina, dove il 27enne arrestato per il delitto di Sara, originario di Noto, viveva come studente fuori sede. In quella casa il giovane non è tornato il 31 marzo, scegliendo invece di nascondersi in un B&B di famiglia nel Siracusano. Qui è stato rintracciato dai militari durante la notte e portato nel carcere di Gazzi a Messina. La salma di Sara verrà dissequestrata nelle prossime ore e restituita alla famiglia per il rientro a Misilmeri. Domenica sarà allestita una camera ardente aperta a tutta la cittadinanza all'interno della chiesa delle Anime Sante. Lunedì 7 aprile, alle ore 11, nella chiesa di San Giovanni Battista, sarà celebrato il funerale dall'arcivescovo Corrado Lorefice. Quel giorno sarà lutto cittadino anche a Messina. Al via la rassegna itinerante di cibo e vino, gli approdi in un mare di storie, promossa e organizzata da Casa Grazia, un'azienda vitivinicola di Gela. Al via la rassegna itinerante di cibo e vino, gli approdi, un mare di storie, promossa e organizzata da Casa Grazia, un'azienda vitivinicola e olivicola di Gela, sita a ridosso della riserva naturale del Biviere, la riscoperta delle radici greche dell'antica Gela con l'omaggio ad Agrigento, capitale della cultura. L'evento si è svolto presso l'Acquanova Osteria curata dallo chef Pietro Latorre a Canicattì. Presente Martina Casciana Brunetti, manager dell'azienda gelese, che ha presentato i vini prodotti Euforia, spumante rosé frappato Brutti, il nuovo Zara Riserva Grillo del 2023 e il pluripremiato Letizia Frappato. Questa sera Casa Grazia approda con un mare di storie. Abbiamo dato vita a questo nuovo format che si lega all'evento di Agrigento, capitale della cultura. Gela fu tra le prime colonie greche in Sicilia e quindi vuole rafforzare il legame e il valore con Agrigento.
I nostri vini, i vini che presenteremo questa sera, che sono uno spumante Brut d'Uovo e Frappato, un Grillo Riserva che è la novità di quest'anno, che si chiama Zara, e il Frappato Letizia. Cercheremo con questi vini, che sono frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, quindi dell'impegno di una famiglia, della sapienza contadina e anche della maestria e dell'arte dell'enologo Tonino Guzzo, che stasera sarà qui con noi e che spiegherà in maniera più precisa e dettagliata come avviene la vinificazione e la produzione di questi vini, che sono frutto di un territorio straordinario. Casagrazia ha come obiettivo non soltanto quello di produrre vini e oli destinati alla commercializzazione, ma quello di costruire qualcosa di più importante, costruire valore attorno ad un territorio, quello in cui ci troviamo, Gela, che da sempre è vocata all'agricoltura ed in particolare alla viticoltura. Tra i vini di Casagrazia siamo qui a una serata intitolata Gli approdi, un mare di storie. La serata è intitolata in questo modo. I 3 vini che proponiamo questa sera sono l'Euforia, che è il nostro metodo Martinotti di Frappato, un Grillo Riserva e il Letizia, che è il nostro Frappato come terzo vino. La cosa estremamente interessante di questa sera è la presentazione in prima assoluta dello Zara Grillo Riserva. Lo Zara fino ad ora è stato un grillo che è uscito nell'annata in cui veniva prodotto, quindi annata 24 usciva nel 25. Con questo vino stiamo uscendo con l'annata 23, quindi con un anno di ritardo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo vino è stato affinato in cantina per 16 mesi sui lieviti, più altri 3 mesi in bottiglia, per poter conseguire il titolo di riserva. E stasera abbiamo un menù tematico, quindi in collaborazione con la cantina Casagrazia, quindi il menù si chiama I fiori di primavera, quindi parliamo di fiori, vegetale, natura e soprattutto il concetto della materia prima che ci circonda, quindi materie povere come il carciofo, abbiamo il vegetale, le bietole, quindi poi in sé si va anche un po' a ispirare ad arte, a storia e soprattutto a contaminazione, un po' quello che la Sicilia è stata negli anni, quindi tuttora. Oggi si presenta un progetto che parte da Gela per conquistare, diciamo, e ricordare la glicialità dei vini. Sì, oggi abbiamo presentato, naturalmente parliamo della primavera. La primavera noi incontriamo la Casa di Grazia, la famiglia Brunetti, la conosciamo da tantissimi anni, ci siamo innamorati dei loro prodotti veramente straordinari e abbiamo cercato di fare in qualche modo un connubio con i nostri piatti, tra quale i nostri piatti parliamo di un piatto del territorio, però con una forte contaminazione orientale, cioè nei nostri piatti c'è molto orientale questo qua. E dare un po' una chiave moderna, una chiave diverso da quello che è il nostro modo, il nostro pensiero. Oggi il mondo si è aperto a 360 gradi, ci dà la possibilità di poter avere nei nostri piatti ingredienti che noi tanti anni fa manco li conoscevamo assolutamente. E vedendo un po' quello che sono la tipologia del vino e il tipo di piatto messi insieme, ci siamo resi conto che raggiungiamo degli obiettivi straordinari. Oggi poter parlare di un territorio, noi oggi parliamo di un territorio che è una cantina del nostro territorio, una cantina che noi ci crediamo fermamente tantissimo, il nostro partner che sia nel mondo dell'acqua nuova ma anche del mondo del catering. E avere questo connubio tra noi e loro, potendo abbinare determinati gusti che vanno a equilibrare che sia la parte del vino, dalla parte dei nostri piatti, per noi è veramente un orgoglio poter parlare del nostro territorio. Oggi
Se siamo, noi diciamo, dobbiamo essere vincente, dobbiamo essere forte, intanto perché scegliamo dei partner che sono che parlano di un territorio, partner che parlano della nostra stessa identica filosofia. A Messina un uomo di 39 anni è stato arrestato per atti persecutori. Un 39enne messinese è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Messina colto nella flagranza dei reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni della ex fidanzata. In particolare, ieri pomeriggio, su segnalazione al numero unico di emergenza 112, un uomo ha segnalato che sia lui sia la figlia erano stati aggrediti su strada, in località Camaro, dall'ex fidanzato della giovane donna. Giunti immediatamente sul posto, grazie all'accensione del lampeggiante e delle sirene in uso agli equipaggi delle volanti, l'aggressore ha interrotto la propria azione tentando la fuga, subito dopo interrotta dagli agenti della Polizia di Stato. A seguito dell'immediata ricostruzione dei fatti, gli agenti hanno appurato che la donna, dopo la rottura della relazione con l'ex fidanzato, aveva da tempo tentato di chiudere i rapporti, sebbene lo stesso l'aveva ricontattata più volte, con condotte persecutorie protratte per circa un anno. Ieri pomeriggio, verosimilmente dopo averla seguita, la donna era stata da lui invitata ad avvicinarsi e a parlare, ma temendo il peggio la stessa aveva fatto partire una telefonata che le aveva consentito di aggiornare il padre sulla sua posizione in tempo reale. Quando la conversazione era degenerata, il 39enne l'aveva colpita con un calcio all'addome. Intanto era sopraggiunto il padre della donna, che aveva preso le difese della figlia, venendo anch'egli colpito dal 39enne. Solo l'immediato intervento dei poliziotti delle volanti ha scongiurato il peggio, consentendo dapprima di interrompere l'azione violenta dell'aggressore e, successivamente, di assicurarlo alla giustizia. La donna, condotta al pronto soccorso, ha ricevuto le prime cure ed è stata successivamente refertata con prognosi di 10 giorni, mentre il 39enne è stato tratto in arresto in flagranza dei reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate. Dopo le formalità di rito, il 39enne messinese, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che l'indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. La questura di Messina invita le donne vittime di maltrattamenti, di atti persecutori e di violenza domestica a denunciare i fatti presso il più vicino ufficio delle forze dell'ordine, al fine di consentire a quest'ultime di deferire all'autorità giudiziaria i soggetti ritenuti responsabili di condotte di reato, nonché di attivare le misure urgenti a tutela delle vittime di condotte violente o pericolose, tra cui l'adozione da parte del questore del provvedimento di ammonimento. Solo nei primi 3 mesi dell'anno 2025 sono stati adottati 10 ammonimenti del questore di Messina, 2 per atti persecutori e 8 per violenza domestica. E allora, candidato Lentini, iniziamo questa seconda parte dell'intervista. Arriva un nuovo presidente e la burocrazia che da 12 anni è andata avanti da commissari in commissari, che fa? Si vede d'un tratto strappato quel, chiamiamolo così, potere che aveva acquisito in questa vacazio? Questo è un tema che credo che ovviamente l'amministrazione provinciale, ma riguarda anche i comuni, vi è una certa resistenza. L'ha calcolato che potrebbe accadere questo? C'è una certa resistenza, ma non per un problema di buoni e cattivi. È normale che chi è abituato per 12 anni a non avere una guida politica e quindi a dover rispondere alle proprie iniziative amministrative e tecniche a un disegno politico più generale ha delle resistenze, è evidente, però dovranno abituarsi. Far capire che la burocrazia deve rimanere burocrazia e non può sostituirsi alla politica. Guardi, sono uno di quelli che non apprezzo molto la eccessiva incidenza che ha avuto la riforma Bassanini sul togliere capacità di incidenza alla politica e dare grande valore alla direzione burocratica amministrativa, perché questo, contrariamente a quello che si pensa, alla fine non si è dimostrato un bene. Io sono stato assessore al Comune di Castelvetrano nell'85, quando ancora non c'era la Bassanini, ed eravamo noi assessori a firmare gli atti, ad assumerci la responsabilità della firma degli atti. In un certo qual senso rimpiango quel tempo, perché riuscivamo, con la forza della politica e con l'impegno che la politica ha nei confronti della propria comunità, a superare gli impatti burocratici,
gli intoppi burocratici. Non dico di ritornare a quell'epoca perché il tempo non passa invano, le cose vanno cambiando, però un ruolo della politica che abbia più capacità di incidenza sull'azione amministrativa e burocratica è necessario se vogliamo anche rendere più semplice, più trasparente il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Qualcuno idealmente lo ha avuto, Giovanni Lentini, a cui ispirarsi? Credo che la persona che ha dato un messaggio alla politica più significativo in questo paese è stato colui a cui l'Italia sostanzialmente deve la sua ripresa dopo la guerra, che è Alcide Gasperi. Ha posto questo tema, la differenza fra il politico, in termini così generici, e lo statista. Il politico guarda le prossime elezioni, lo statista guarda le prossime generazioni. Non voglio esagerare riportando quella tematica nell'ambito del governo, degli enti locali, ivi compreso il libero consorzio, ma lo spirito è questo. Cioè bisogna avere la capacità di pensare il governo anche degli enti locali nella prospettiva delle generazioni future. Dobbiamo lasciare città e dei territori comunali, provinciali, regionali alle nuove generazioni in modo che possano cogliere le opportunità che gli lasciamo. Linea alla regia per la pubblicità.